Al termine di Juventus Vittorio Veneto siamo con Mister Zoni della Primavera, un'analisi su quanto fatto dalla tua squadra. Sono soddisfatto per il primo tempo che abbiamo fatto. Sapevamo che non era una partita alla nostra portata, non sono queste secondo noi le partite che noi dobbiamo vincere, però ci tenevamo a fare un'ottima impressione. Abbiamo giocato con molta attenzione, con molta disciplina il primo tempo, pur sapendo che loro ci sono superiori e lo hanno dimostrato, e il primo tempo abbiamo subito 2 gol, uno allo scadere praticamente, ci siamo difesi con ordine, abbiamo tenuto molto bene il campo. Il secondo tempo, vuoi per le diverse capacità atletiche delle nostre avversarie, vuoi perché dopo, quando abbiamo subito il terzo e il quarto gol, è subentrato un po' di scoramento generale, abbiamo ceduto un pochettino il passo e loro ci hanno fatto anche il sesto e il settimo gol. Però in sostanza io sono contento perché abbiamo fatto un'ottima prestazione con una squadra molto molto più forte di noi. Ecco, se devo guardare un attimo l'analisi del match, mister, posso dire, come hai anche detto, l'ordine proprio che ha impostato nella squadra, perché veramente la linea difensiva era ben centrata, il centrocampo faceva il suo ed era corto, cioè c'era proprio questa fase tra la fase difensiva e la fase d'attacco molto 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 bene, insomma. Avevo chiesto alle ragazze, avendo giocato oggi con un sistema di gioco un attimino diverso dal nostro solito, di fare un po' di densità in più a centrocampo e di stare stretti tra le linee per non concedere troppo le verticalizzazioni, per non concedere troppo campo, e lo hanno fatto con molto ordine, con molta disciplina il primo tempo. Infatti non abbiamo, al di là dei 2 gol che abbiamo subito, abbiamo concesso forse un'altra occasione a metà del primo tempo, e abbiamo messo il naso 2 o 3 volte oltre a metà campo, abbiamo fatto anche 2 tiri. Quello di Trevisiol, diciamo, era il più concreto. Il più concreto, quello di Giulia Trevisiol, che secondo me avrebbe dovuto andare a chiudere un attimino prima verso la porta invece di aspettare l'aiuto. E secondo tempo atleticamente siamo un po' calate, sono subentrate loro con forze fresche e ci hanno messo un pochettino più in difficoltà obiettivamente. Ecco, siamo all'8ª giornata, mister. Voglio con te magari analizzare un attimo il bilancio fino ad ora del tuo lavoro. Sei partito con una squadra nuova, te non avevi mai affrontato il calcio femminile, e posso dire che si sono fatti passi avanti. Sì, io sono molto soddisfatto del lavoro fatto, le ragazze mi stanno dando moltissima disponibilità e mi seguono, sono contente, io sono contento di loro. Mi sono approcciato quest'anno per la prima volta al calcio femminile, è una realtà completamente diversa rispetto al calcio maschile, e ho notato molta attenzione da parte delle ragazze, molta disciplina, soprattutto quando c'è da preparare la partita e quando c'è da dare delle correzioni sulla gara, sulla partita. Sono molto attente e mettono quasi sempre in pratica quello che gli viene chiesto. Siamo con il tecnico della Juventus Pugna. Allora mister, obiettivamente un'analisi della partita, non sono qui a chiederle ovviamente che la Juventus è una cosa e il Vittorio Veneto è un'altra, comunque il Vittorio Veneto ha fatto la sua partita e poi ovviamente la Juventus con un tasso tecnico più alto ha vinto. Ma intanto complimenti alla Permac, perché si è presentata con organizzazione, si vede che è una squadra organizzata, una squadra che lavora, un tecnico che la fa lavorare, perché ha fatto un primo tempo secondo me eccezionale e noi probabilmente non ci aspettavamo una squadra così. Invece ha dimostrato di avere delle giocatrici brave, ma di avere ottima organizzazione. Noi siamo state brave, le nostre ragazze, ad avere quella pazienza necessaria che ci vogliono in queste partite, e poi è chiaro la qualità di alcune nostre giocatrici le conosciamo, lo sappiamo, ce le abbiamo, e quindi la sfruttiamo questa qualità, e oggi poi è venuta fuori e abbiamo fatto il risultato che dovevamo fare. Però ripeto, complimenti davvero alla Permac, perché penso sia la squadra che si è presentata qui da noi ed è quella che ha fatto meglio, soprattutto il primo tempo è stato un primo tempo veramente di livello per loro. È rimasto magari un attimo sorpreso ovviamente dal muro difensivo che ha eretto il Vittorio Veneto, e come hai detto dovevi cercare di trovare gli spazi giusti nei momenti giusti per inserirti. Sei rimasto sorpreso proprio di questo primo tempo?
Ah no, sorpreso, sono rimasto sorpreso dell'organizzazione. Soprattutto magari solo del 2-0. Sì, no, ma al di là del risultato, molte volte vengono squadre che non hanno grande organizzazione, quindi lavorano molto a livello individuale. E invece oggi abbiamo trovato una squadra che è organizzata, quindi vuol dire che è una squadra che lavora al di là delle singole giocatrici, è una squadra che lavora bene e l'ha dimostrato. È la prima squadra che viene qui, soprattutto in casa nostra, ad essere così organizzata. E quando c'è organizzazione è chiaro che anche magari per una squadra qualitativamente come la nostra, con qualità come la nostra può avere qualche difficoltà. Poi sai, le occasioni, hai fatto 2 gol, potevi farne qualcuno in più, però potevi anche magari prenderlo per qualche ripartenza. Però ripeto, è anche stata un'occasione per le nostre giocatrici di confrontarsi contro una squadra che magari ha avuto un atteggiamento un pochettino più organizzato e diverso rispetto ad altre. Ecco, per quanto riguarda il campionato, ovviamente è un altro discorso, di davanti ci siete voi, poi hai trovato qualche altra squadra fino ad ora che può reggere il confronto? Ma guarda, adesso aspettiamo il confronto con Verona e con Inter, che sono la seconda e la terza forza in questo momento del campionato. In realtà fino adesso abbiamo avuto un cammino abbastanza netto, quindi ti direi a oggi abbiamo fatto tanti gol, ne abbiamo subiti veramente pochi, solo 2. Con i 6-7 di oggi abbiamo 84 gol e credo che sia una media abbastanza alta. Aspettiamo i confronti con Inter e Verona per capire veramente a che punto siamo. Poi è chiaro, questa la nostra è una squadra che è allestita per arrivare fino in fondo, è inutile che ci nascondiamo, per cui è una squadra composta da tante giocatrici della nazionale under 17, della nazionale under 19, abbiamo una nazionale maltese che gioca in nazionale A, quindi è una squadra allestita per arrivare più lontano possibile. Poi i risultati molte volte sono frutto anche di episodi e questo non ci deve condizionare la stagione, il fatto che dobbiamo per forza vincere, non è quello, noi dobbiamo migliorare, dobbiamo crescere, lo stiamo facendo e adesso quando incontreremo qualcosa magari tipo Inter e Verona che stanno facendo un ottimo campionato vedremo a che punto siamo. Ecco, la mia curiosità era vedere a che livello in 2 stagioni poteva arrivare la Juventus. La nostra squadra, la nostra società la conosciamo bene dal 1982 che viene gestita, quindi era proprio una curiosità mia vedere a che livello era la Juventus in questo momento. Beh, la Juventus è una società che quando decide di fare le cose cerca di farle bene e le fa solitamente molto bene. Nel caso dello Juventus Women è nata 2 anni fa, credo che i risultati della prima squadra parlano, però c'è anche da dire che sotto c'è un'organizzazione, è stata allestita un'organizzazione di alto livello, perché quando c'è una prima squadra così a cascata deve tutto essere di livello. È chiaro, è nata 2 anni fa, ci vuole ancora un pochettino per poter magari arrivare ai livelli delle top europee, però l'obiettivo della Juventus non può che non essere quello.